Nell'ultimo anno i finanziamenti bancari alle imprese del Friuli Venezia Giulia sono crollati del 10,3%, pari a 1,6 miliardi di euro, con un picco in provincia di Trieste del 18,5% in meno. Il capoluogo regionale giuliano guida la classifica nazionale. Nessun'altra provincia d'Italia ha registrato una diminuzione così importante. Sempre a livello regionale segue Gorizia, che ha subito un calo del 14,1%, poi Udine meno 6,9% e Pordenone meno 6,1%. Anche in Friuli Venezia Giulia la stretta creditizia praticata dalle banche nei confronti delle aziende potrebbe far scivolare tanti piccoli imprenditori nella rete tesa dalle organizzazioni criminali. Bisogna evitare tutto ciò, tornando a rifinanziare il fondo di garanzia che durante il periodo del Covid ha contribuito a evitare la chiusura di tantissime realtà economiche, soprattutto di piccola e piccolissima dimensione. Secondo l'ufficio studi della CGA di Mestre, questa situazione rischia di favorire indirettamente la presenza sempre più diffusa nell'economia reale delle organizzazioni criminali. In questi momenti difficili sono gli unici soggetti che dispongono della liquidità necessaria per aiutare chi si trova in difficoltà economico-finanziaria e rischia dunque di cadere nella rete dei malavitosi.